Molte di queste che avevano avuto un sovrappeso, un aumento del peso durante il lockdown, si sono poi trovate a confrontarsi con questo senso di insicurezza, con un tentativo quindi poi di riprendere il senso di sicurezza con la dieta, ma questo ha comportato in tantissimi casi dei crolli ponderali molto molto pesanti. Una storia che accomuna tanti ragazzi e adolescenti è quella di Laura, nome di fantasia, usato per raccontare di quei 10 kg di peso presi nei mesi di lockdown che poi scendono drasticamente di 30 una volta ritornati alla vita normale, di fronte alla difficoltà di accettare la nuova immagine di sé e quello che con le parole e i gesti ne fanno gli altri. Laura è 282 giovani che in un anno hanno avuto un primo accesso al centro per i disturbi alimentari dell'ULS 2, diretto dalla dottoressa Francesca Fontana. Di questi 180 sono minorenni. Per paura di aumentare si mangia sempre di meno e quindi poi il peso comunque cala e ci si trova incastrate in questo meccanismo, che da un lato però, come dicevamo, è un po' una risposta per gestire l'insicurezza, l'ansia, la noia, l'assenza di riferimenti. Significativo l'aumento del numero dei maggiorenni seguiti per la prima volta nel 2022 sono 162, erano 106 nel 2021, il 92% sono ragazze. I dati sono stati diffusi oggi nella giornata del Fiocchetto Lilla dedicata alla sensibilizzazione sul tema dei disturbi dell'alimentazione. È evidente, chiarisce Fontana, l'impatto traumatico del Covid, soprattutto sugli adolescenti. C'è un 30-40% in più di disturbi alimentari dopo la fase pandemica, cioè durante la fase pandemica, che non è calata. Tutti sì, siamo allarmati, siamo preoccupati. Una situazione che ha richiesto alla struttura un potenziamento di forze, reso possibile anche grazie ad un finanziamento per la lotta contro i disturbi alimentari, per dare una risposta adeguata a questo aumento di casi. Per questi disturbi sono ricoverati in pediatria 36 adolescenti, 18 ragazzi in area medica, 15 in psichiatria.